Partenza, iniziato Padova Akras Muratse. Padova alla conquista dei 3 punti necessari per fare un ulteriore balzo in avanti in classifica. Carraro, ancora un buon pallone per Crepaldi, un grandissimo gol. Bravissimo Federico Crepaldi, un gol di alta classe questo, perché sul filtrante di Carraro il suo tocco sotto a scavalcare la manona di Ballarin, davvero un gol di grande classe quello di Federico Crepaldi. 1-0 per il Padova, quindi bravo Ciames a intercettare questo pallone e il solo è gran gol. Eccolo qua il ragazzino di cui tanto vi parliamo, Edgar Ciames, raddoppia. Gol di Ciames che ha intercettato un pallone a centrocampo, se n'è andato in velocità e ha messo dentro sull'uscita di Ballarin, pronto a battere in porta. Poi Crepaldi, un buon pallone per Celin ed è il terzo gol, lo realizza Celin, Marco Celin. Con questa bellissima deviazione è ottimo lo scambio e andiamo sul 3-0 per il Padova. Riparte l'Akras Muratse, attenzione a questo contropiede e poi il tentativo è un gran gol messo a segno da Paulon che è riuscito ad attraversare tutto il campo da solo, nessuno l'ha contrastato, finché una volta entrato nell'area di rigore ha guardato in faccia Feverati e l'ha trafitto con un gran sinistro all'incrocio di pali. C'è il tocco di Carraro che prova addirittura il tiro in porta, ancora lui, Carraro, la respinta di Ballarin, ancora Carraro e ancora Ballarin. Davvero un duello a distanza fra i due ex compagni di squadra. Carraro per ben 3 volte ha provato la conclusione e Ballarin ha risposto alla grande. Tutto il Padova sulla linea di porta, c'è il tiro di Penzo e il gol, e vedete, manco farlo apposta, arriva il gol del 3-2, lo realizza Penzo per l'Akras Muratse e adesso sono davvero guai seri. 3-2. Pallone messo in mezzo, esce Feverati, c'è un fallo su di lui, attenzione, ed è Meggiorin che salva tutto. Piede con Penzo che prova ancora la botta e c'è il 3-3, ecco qua, l'avevamo detto, partita completamente riaperta, crollo del Padova da 3-0 a 3-3, partita completamente riaperta, il gol è di Penzo. Pallone per Carraro e il gol è di Celin, arriva il gol di Celin sul tocco di Carraro. Padova quindi che torna in vantaggio 4-3, è Celin a mettere la firma, deviando sotto porta la conclusione di Carraro e quindi Padova che torna in vantaggio 4-3. Poi Crepaldi, pallone in mezzo, gol! E il gol è di Rasula! E ancora una volta una prodezza di Crepaldi, gran pallone messo in mezzo e gran gol in scivolata di Danilo Rasula. Padova quindi che va sul 5-3. Parte Mattia Vettore, la gran botta, fuori, non ci siamo. Mattia Vettore giù di forma decisamente e adesso arriva anche la sirena. Il Padova quindi vince 5-3, ma tanta sofferenza, forse troppa, però è una vittoria questa che consente ai biancoscudati di effettuare un bel salto in avanti in classifica e andare quindi a 28 punti.